discorso dove avevamo interrotto nella vetrina precedente, cioè le eruzioni laviche sottomarine che sono alla base di questa nuova vetrina. Queste eruzioni laviche riempivano quello che oggi è la Val Gardena e tutta l'Alpe di Siusi, mentre continuava la produzione di carbonato di calcio nelle piattaforme carbonatiche delle Odre, del Sassolungo, dei Denti di Terra Rossa e di tutto lo Sciglia. Quindi la parte più depressa era riempita da queste lave. In Val di Fassa, quindi appena al di là degli Orli di Fassa, in cima all'Alpe di Siusi, abbiamo la formazione di vere e proprie isole vulcaniche, cioè l'attività vulcanica lì ha un centro molto importante e quindi le lave via via si accumulano fino a dare origine a delle vere e proprie isole. In queste lave spesso abbiamo dei vuoti legati alle bolle di gas che poi successivamente possono essere riempiti da splendidi cristalli di molti minerali, alcuni dei quali sono proprio tipici di questa area dell'Alpe di Siusi e danno origine a cristalli anche molto grossi e molto interessanti. Ma veniamo alle isole che si formano. Queste isole venivano rapidamente ricoperte da vegetazione perché siamo in un clima tropicale molto umido e i terreni vulcanici sono molto fertili. Quindi si sviluppa un ambiente ricco di vita subaereo, terrestre. Avevamo probabilmente anche dei vertebrati, abbiamo rarissimi resti tra cui degli anfibi, verosimilmente c'erano anche insetti, c'erano anche altri organismi, ma dei quali non abbiamo tracce. L'isola vulcanica viene rapidamente anche smantellata perché appunto piove, quindi queste lave appena formate vengono erose, vengono dilavate e attorno all'isola si formano delle spiagge di sabbie e ghiaie nere, ma comunque attorno possiamo avere anche delle piccole barriere coralline che incominciano a formarsi. È un po' l'ambiente che troviamo oggi a Bora Bora, a Tahiti, nell'Oceano Pacifico, ma anche in altre zone. Un'isola vulcanica al centro e attorno a queste spiagge e questi ambienti meravigliosi. Parte dei sedimenti non si ferma sulle spiagge, ma vengono dilavate nella parte più profonda, vanno a ricoprire le lave che si erano deposte in precedenza e abbiamo quindi quello che oggi chiamiamo formazione di Wengen, questi strati neri di argille, di arenarie, quindi sabbie cementate, che sono spesso molto ricche di fossili. Ricche di fossili sia dall'ambiente terrestre, quindi abbiamo le piante che sono state portate dai torrenti in mare, hanno galleggiato per un po', poi sono andate al fondo e si mischiano spesso e volentieri con i fossili che invece vivevano in mare, come per esempio le daonelle. In queste rocce molto scure e ben stratificate della formazione di Wengen abbiamo questi vegetali, questi resti di piante, sono delle conifere primitive simili alle araucarie, di diverso tipo con queste scaglie, questi aghi più o meno lunghi e più o meno grandi dimensioni, ma poi abbiamo appunto gli organismi marini veri e propri come queste daunelle che sono proprio tipiche di questo periodo, sono dei molluschi bivalvi anche di grandi dimensioni come si può vedere qui, questi piatti molto sottili, irrobustiti da queste costole radiali. Sembra che vivessero galleggiando un po' nella massa d'acqua, sostenendosi appunto perché sono molto molto sottili. E poi abbiamo gli ammonoidi, che abbiamo già visto, questi molluschi tipici proprio di questo periodo, che vivevano anch'essi nella massa d'acqua e quindi dopo la loro morte andavano e cadevano sul fondo e venivano ricoperti, seppelliti da questi sedimenti fini, spesso appunto assieme alle piante, quindi abbiamo questo miscuglio. Però possiamo vedere che non c'è una grande varietà, abbiamo un po' di daunelle, un po' di ammonoidi e un po' di piante.